Sono Massimo Cavazzana, sono di ANCI Veneto, sono presidente della consulta che segue i lavori pubblici, la politica della casa e l'urbanistica. Ed è anche sindaco e sono di Tribano. sindaco di un comune da 4.200 abitanti, perché chi è in ANCI è per forza di cose sindaco o giù di lì. Ecco, oggi convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo sulla rigenerazione urbana, che è un tema molto sentito, e anche sulla ripopolazione, diciamo, dei centri urbani grandi, medi e piccoli che abbiamo qui in Veneto. Lei ci diceva che ha scritto un pezzo della legge 50, le chiedo quindi di raccontarci la sua esperienza e che cosa secondo lei va fatto nei prossimi anni per ridurre il consumo di suolo e rivitalizzare i centri storici. Tanto questo convegno è molto importante, bisogna replicarlo in tutto il Veneto perché oggi si ha una visione diciamo un po' ridotta di quello che è la legge 50 e soprattutto bisogna andare ad analizzare attentamente i dati che in qualche maniera sono impietosi all'interno delle nostre realtà. Allora, dal punto di vista pratico, io ho contribuito a fare una parte della legge 50 che, come sapete bene, ha comportato un cambio di concetto, cioè quello della riduzione delle aree edificabili. Naturalmente questo non si vede ancora perché ci sono tante aree edificabili che sono ancora legittimamente, diciamo, usufruibili, ma questo nel giro di 10 anni non sarà più così. Quindi questo implica che tra 10 anni avremo la necessità proprio di lavorare apertamente su questo tipo di tema, cioè la rigenerazione urbana. L'altra questione molto pratica sono invece i numeri. I numeri sono molto impietosi, sappiamo che il settore dei servizi è quello più danneggiato di tutti, è quello che cresce meno, è quello che con il Covid ne ha risentito di più, sappiamo che c'è uno spopolamento dei piccoli comuni, io ci sono continuamente accostato, in contatto tutti i giorni, sappiamo che la denatalità è un elemento essenziale che riguarda da molto vicino il Veneto, soprattutto la zona ad esempio della Bassa Padovana, dove c'è una realtà in cui la vecchiaia è più avanzata di tutte nel Veneto. Quindi questi temi devono essere affrontati rapidamente e dobbiamo trovare delle risoluzioni altrettanto rapide per far sì che queste realtà non si spopolino, ci sia la capacità di rigenerarle. Abbiamo l'assoluta necessità di trovare delle strategie intanto per riuscire almeno a ridurre la denatalità e dopo dobbiamo per forza di cosa pensare a chi può venire qui nella nostra realtà. Quindi è un tema molto importante, sia quello della rigenerazione, perché naturalmente c'è un patrimonio edilizio molto datato, ci sono dei sistemi strutturali che hanno subito, soprattutto negli anni 50 e 60, un sistema di urbanizzazione, chiamiamolo così, poco controllato, e quindi ci aspettano 20 anni in cui tutti questi contesti, tutti questi valori, tutti questi numeri devono essere visti oggi immediatamente per impedire che ci sia l'inevitabile, ovvero lo spopolamento dei piccoli centri, la perdita dei servizi, la perdita delle scuole che abbiamo costruito così tante, nidi che abbiamo costruito così tante con i nostri PNRR, quindi è una grande sfida, una sfida che può essere affrontata direttamente con chi tutti i giorni lavora all'interno dell'università, con noi sindaci e soprattutto con la normativa in ambito regionale che deve in qualche maniera farsi carico di questa nuova realtà che fino a 20 anni fa sicuramente non si prospettava di questo tipo. Grazie mille. Direi